Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 23esima giornata della Serie B-Win allo Stadio Granillo. La Reggina ospita il Siena, capolista, per una sfida importantissima sia per la Reggina per continuare a cullare sogni di playoff, sia per il Siena invischiato nella corsa a promozione con Atalanta e Novara in cerca appunto del salto in Serie A diretto. All'andata la Reggina perse per 2-1 a Siena e subito la squadra di casa a spingere sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Arriva il destro di Rizzo, pallone di poco a lato, c'era però Coppola sulla traiettoria, era il minuto numero 8 e la squadra di Azzori subito a provare la via del gol con un tiro dalla distanza. Missiroli, pallone sulla sinistra per il destro di Campagnacci, tenta la conclusione a giro, fuori misura però la conclusione al minuto numero 10. Ancora Reggina che spinge sulla sinistra, il tiro cross di Barilla, Coppola mette in calcio d'angolo e dopo questi 3 tentativi della squadra di casa è il Siena a rispondere, presente nel match. Il cross di Del Grosso, arriva il colpo di testa Terzi, pallone che a Puggioni battuto va a terminare la sua corsa sul palo. Grande occasione dunque per il Siena di passare in vantaggio. Perfetta la girata di testa del difensore del Siena, pallone che va sul palo e poi termina a lato il primo tempo. Termina con questo fallo di Capitan Rossettini per il Siena. Era diffidato il numero 13 della formazione di Antonio Conte e l'ammonizione non gli consentirà di giocare il derby toscano di sabato prossimo con il Livorno. Si passa già al secondo tempo con il signor Calvarese di Teramo che dà il fischio d'inizio e questa punizione cross da parte di Castiglia termina direttamente tra le braccia di Coppola. Cerca ancora la Reggina di fare la partita sulla corsia di destra. Misciroli innesca l'Averone, il suo tiro cross troppo sul primo palo. Coppola anticipa Bonazzoli ed evita guai ulteriori per il Siena, che cerca poi con Brienza di innescare Sestu. L'esterno del Siena viene anticipato sul più bello da Puggioni e questa è l'occasione capitata al Siena. Prova a rispondere la Reggina ancora sulla destra con Campagnacci, il suo appoggio per l'Averone, il cross filtrante. Nessuno della Reggina riesce ad intervenire nell'area piccola. Continua a spingere sulla destra la Reggina, continua a dare indicazioni a Stori e Conte prova a cambiare qualcosa inserendo Calaiò al posto di Mastro Nunzio, evanescente, ma c'è la punizione di Burzigotti, la parata di Coppola centrale, la conclusione al minuto numero 18 della ripresa. Allora Conte prova ancora a cambiare qualcosa inserendo Reginaldo. Azzori invece prova a dare brillantezza con Adija e la Reggina spinge sugli sviluppi di questo calcio d'angolo. Arriva la conclusione di Rizzo, completamente da dimenticare. 4 minuti più recupero al termine. Prova il Siena gli ultimi tentativi con Reginaldo sulla destra, il suo tiro cross è facile preda di Puggioni. Termina qui la sfida del Granillo dunque con Reggina e Siena che chiudono sullo 0-0. Siena che si porta a quota 44 in attesa del posticipo delle Novara. Reggina a 34, un pareggio che accontenta tutte e due le squadre.